Io vorrei portarvi a riflettere sul fatto che io credo, non ho fatto le verifiche fino in fondo, ma che la previsione di un edificio di 100 metri su il filo del binario, questo quasi, questi due, perché il perimetro del sedime disegnato cade sul binario 1, sulla banchina binario 1. Non c'è analogo in Italia. È un casus questo che può essere sollevato, io penso che lo faremo, di fronte al Ministero dei Trasporti, al Ministro dei Trasporti. Con quale criterio si arriva a sovraccaricare l'impianto, l'area, la pertinenza, l'ambito strettissimo di stazione con un edificio che se ha un piano che gli piglia fuoco? Come vado a spegnerlo io che sono sui binari? Fermo il traffico per Venezia? Blocco la stazione di Mestre? Fermo i servizi nazionali perché non riesco a spegnere, non ho neanche l'aria per far arrivare un'autopompa, perché il sedime della torre occupa tutto il lotto disponibile, sono a copertura 100%. Come vado a fare i servizi di emergenza su? E tu Ministero dei Trasporti, come hai potuto, sai che dentro la stazione, sul binario, addosso al binario 1, c'è un'operazione speculativa di questo tipo, che ha sfruttato un momento di dismissione di un impianto che era pubblico servizio delle poste per privatizzare una cosa fuori di PRG, addosso, altra cosa dove si fanno le operazioni delle grandi stazioni internazionali, su una piastra di copertura di binari. Lì è così, una piastra, tutto sotterraneo, altre stazioni, ma ci sono operazioni in cui si costruisce sopra, ma si sposta tutto sotto. Qui è aperto in superficie e c'è un edificio di 100 metri che uno butta una carta a sigaretta da fuoco al treno. Su questa cosa rischia di cascare l'asino, perché se il ministro dei trasporti si preoccupa di questa cosa qua, il ministro dell'interno forse. Ma scherziamo? Cioè è un'operazione di una irresponsabilità totale, veramente totale. Non c'è analogo in Italia, perché le operazioni anche speculative si fanno con un minimo di respiro di sicurezza, si fanno in fregio, dove c'è superficie, si fanno operazioni pesanti, in tante città anche europee sono fatte, ma non così, o si copre tutta la stazione, si fa una piastra, veramente si manda in sotterraneo e si lavora sulla superficie, allora è totalmente autonomo, è la città ricucita in superficie e la ferrovia sparisce, ma sparisce, non sta aperta. E davanti una cosa del genere, io non so quale vigile del fuoco metterà la firma sul piano della sicurezza così. Ripeto, non c'è lo spazio per mandare su un'autoscala. Abbiamo un edificio 100 metri incombente sul binario 1, che qualsiasi cosa succede ferma il traffico nazionale e internazionale, dai per Venezia anche, che ha l'unico accesso ferroviario, non c'ha il bypass, bivi, raccordi alternativi, si blocca tutto. Ma come si sogna di fare una cosa del genere? Però nonostante questo, nel silenzio totale, quel giorno qualcuno di voi c'era, vi ricordo, Francino, una telefonata e ci siamo trovati in una decina a fare un flash mob davanti alla stazione per dire alla città: guardate che qui stanno facendo il disastro. Vogliono fare addirittura 2 alberghi sopra la piazzetta dove ci sono i taxi, perché siccome è troppo grande la piazza davanti alla stazione, è troppo grande, non si riesce neanche a vedere la fine, allora bisogna prendere un pezzo. Hanno già regalato negli anni scorsi agli alberghi di fronte, al Plaza e al Bologna, hanno regalato un pezzo della strada per farci un parcheggio che loro hanno recintato, avete visto, senza usarlo. Non c'è mai una macchina, c'è solo il taxi quando arriva che scarica i clienti e poi riparte. La piazza era troppo grande, quindi bisognava toglierne un pezzo per gli alberghi. Adesso bisogna togliere un altro pezzo, 2 per i grattacieli, e questi grattacieli andranno a sbattere sul primo binario. Ci dice qualcuno che è proprio addirittura tutto fuori legge. Vi dico solo una di queste cose fuori legge, la più plateale. Allora, dove va il secondo di questi? La prima va al posto di dove c'era la posta, no? Che adesso è chiusa da un pezzo, la posta della stazione. La seconda, dove adesso c'è la polizia della stazione, i sindacati dei ferrovieri, i gabinetti e quegli altri servizi che stanno lì attorno. Quella roba lì è demanio, perché è delle ferrovie dello Stato. Ebbene, le ferrovie dello Stato, che si sono trasformate ma sono sempre pubbliche in, come si chiamano, Trenitalia,
le hanno cedute a una società privata, società per azioni privata, senza sdemanializzarle. Cioè hanno fatto un furto, se le sono appropriate e date a che si chiama Grandi Stazioni. Il bluff è questo, perché siccome quella società si chiama Grandi Stazioni, uno pensa che sia sempre in Italia. No, è una società immobiliare che lì farà 2 grattacieli alti 100 metri. Attenzione, questi 5 alberghi che hanno fatto, 4 più 2, 6 addirittura ostelli, già fatti, sono alti 50 metri. Quelli sono alti 100 metri, il doppio. È basato sull'illegalità. L'abbiamo fatto notare al comune, notare tra virgolette, e di fatti non hanno ancora firmato quell'accordo che sembrava sui giornali già fatto, eccetera, perché c'è qualche piccolo furto di mezzo, insomma, no? Qualche ruberia. E sdemanializzare non è una cosa che si fa dall'oggi al domani, bisogna che il demanio decida che si sdemanializza. E qualcuno deve pagare per queste cose, lì non ha pagato nessuno, è stato un passaggio fra l'amico che sta a Trenitalia e l'altro amico che sta nelle grandi stazioni, sono situazioni intercambiabili, uno fa il pubblico, l'altro fa il privato e fra qualche anno magari quell'altro torna a fare il pubblico e lui va a fare il privato. I soldi girano però, ma in un'altra maniera, non in quella ufficiale, pubblica, eccetera. Questo per dire che questa cosa, con un piccolo flash mob, quanti eravamo quel giorno? In 10, 12? Non mi ricordo neanche dei presenti, Maria, eccetera. Quanti eravamo? Leda. È arrivato qualcuno in ritardo, Maurizio e la Cristina all'ultimo momento. È bastato quello perché il giorno dopo sul giornale è uscita la notizia e la cosa non era di conoscenza pubblica. C'era uscito qualche trafiletto. Io ero appena tornato da mio figlio dagli Stati Uniti, leggo il giornale, un trafiletto, erano le 10 di mattina, ero arrivato dall'aereo delle 9, faccio 5 telefonate e alle 2:30 abbiamo fatto il flash mob. Questo per ribadire quello che ha detto la Leda prima, che certe volte quando si dice ma non c'è niente da fare, non è vero, perché quella roba lì, con 2 fotografi, uno del Gazzettino e uno della Nuova, e un giornalista simpatico che ci vuole bene, che ha fatto un grande articolo sul Gazzettino, ma anche un articolo sulla è nato un movimento da lì. L'altro ieri, no? Siamo andati via a Marcella a fare quella storia bella col Monopoli gigante, eccetera,